Andrea Capobianco, oggi in Veneto, specialmente a Treviso, per l'appuntamento con Torniamo alla Base. Intanto le tue prime sensazioni dopo questo primo allenamento? Sono molto contento perché ho visto, al di là della qualità tecnica delle ragazze, il grandissimo impegno. Questa è una cosa molto molto bella e quindi devo fare i complimenti alle ragazze stesse, agli allenatori che veramente riescono ad entusiasmare, a motivare al massimo queste ragazze. Ho visto che c'è tante cose, ci sono tante cose buone, adesso dobbiamo semplicemente aiutarle a crescere, quindi essere un po' tolleranti negli errori, soprattutto quelli tecnici, perché quelli li dobbiamo far migliorare, dobbiamo avere la capacità di tollerare in certi momenti e dobbiamo aiutarle ad essere sempre più concentrate, perché ho visto ragazze che hanno grande voglia, grande cuore e secondo me veramente possono fare qualcosa di importante se continuano il corretto percorso formativo. Progetto importante che mira naturalmente anche a guardare al futuro del movimento femminile che sta provando a crescere. Sì, stiamo provando a crescere, stiamo provando partendo appunto con Giovanni Lucchesi che sta girando l'Italia con il progetto Academy, poi io torniamo alla base perché riteniamo che la base sia troppo importante per le nazionali e quindi vogliamo cercare veramente di collaborare il più possibile con tutte le società del territorio. Noi abbiamo il grosso problema, e questo lo sappiamo bene, dei numeri e dobbiamo cercare veramente di ampliare al massimo perché dobbiamo avere una base della piramide molto grande per cercare appunto di avere solidità nel movimento. Quindi per aumentare i numeri abbiamo bisogno di grande entusiasmo, dell'entusiasmo che vedo nelle facce delle ragazze quando si allenano in giro per l'Italia. Sono stato in giro in varie regioni come oggi e vedo tanto entusiasmo, anche qui vedo tantissimi allenatori presenti, il presidente regionale, ci sono tanti addetti ai lavori e questo mi fa molto piacere e questa secondo me è la base di partenza per ampliare i numeri e per cercare veramente di tornare ai massimi livelli a livello internazionale. Sei in una regione che dal punto di vista femminile è comunque ricca anche a livello di società tra Serie 1 e Serie 2 e quindi questo è anche diciamo così, un segnale importante per te, per la nazionale, ma anche per le società del territorio, la tua presenza qui oggi. Assolutamente, sono una regione diciamo veramente importantissima per la qualità delle squadre di A1, di A2, per la qualità delle giocatrici. Sono una regione che veramente anche con i numeri sta cercando di crescere nel modo migliore e a me fa piacere appunto il coinvolgimento di tutti e vedere, ripeto, qui tanti addetti ai lavori mi riempie di gioia perché secondo me solo dalla collaborazione si riesce a creare qualcosa di importante. Problemi ce ne sono, questi problemi guardandoci in faccia dobbiamo provare a risolverli e se c'è qualcosa che si può migliorare noi siamo sempre pronti ad ascoltare.